Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto Teleeuropa Network per questo replay speciale. Oggi 14 giugno, siamo arrivati a giovedì, a 2 giorni dalla finalissima dell'Adriatico Cornacchia di Pescara tra il Cosenza ed il Siena per il salto in Serie B. L'ultima squadra che resta appunto per approdare in cadetteria. Parleremo di questo e di altro, di quello che sta succedendo in queste ore, in questi momenti per quanto riguarda la vendita dei biglietti. Intorno alle ore 16 avremo il collega della redazione sportiva Gianluca Pasqua, che è anche il capo ufficio stampa del Cosenza Calcio, ci darà le ultime notizie. Sentiremo Gianni Di Marzio che nell'87-88 dopo un quarto di secolo portò il Cosenza in Serie B, lo sentiremo telefonicamente, sentiremo quali sono le sue impressioni per questa finalissima appunto che si giocherà alle 20:45, andrà in diretta, lo ripeto ancora una volta, su Rai Sport. Vado subito a presentarvi gli ospiti di questo pomeriggio, ospiti importanti. Una bella presenza femminile, Carmen Ester Artusi, grazie. Buonasera, Carmen. Grazie Franco per il Di Cosenza Channel. Poi abbiamo Gazzetta del Sud che è rappresentata da Vittorio Scarpelli. Buonasera, buonasera, grazie per l'invito. Volto noto di Sport Italia, il nostro amico Amedeo, Paolo Amedeo, che conduce una trasmissione importantissima. Buon pomeriggio, Fair Play and Football, buon pomeriggio a te Franco. Grazie per aver accettato l'invito, so che eri da queste parti e quindi ti abbiamo preso a volo. Poi abbiamo il nostro amico Aldo Cennami, il nostro opinionista. Salve. Che oggi farà saltare qualcun altro dalla sedia. Vediamo no, oggi sono calmo, dai. Ah, oggi sei calmo, meno male, mi fa piacere, mi fa piacere. E allora, dopo aver presentato gli ospiti, vediamo questo percorso che praticamente ha fatto il Cosenza nei playoff, iniziando dalla Sicola Leonzio, quella partita vinta per 2-1, poi la Casertana. Ieri Braglia, poi lo sentiremo nella conferenza stampa della vigilia, anzi dell'antivigilia, perché praticamente la squadra è partita ieri nell'Interland di Chieti, dove oggi e domani poi sosterrà gli ultimi allenamenti, compreso quello di rifinitura. Ha parlato di un percorso difficile, iniziando da Carmen Ester Artusi, Sicola Leonzio, Casertana, poi la doppia vittoria contro il Trapani, doppia con la San Benedettese, poi c'è stata la sconfitta contro il Sud Tirol al Druso di Bolzano, la vittoria interna e adesso la finalissima. A te la parola, facciamo un giro, grazie. Sono tante, anche soltanto a ricordarle. Io penso che sì, il percorso del Cosenza sia stato un crescendo da tanti punti di vista. Un crescendo dal punto di vista del gioco, dal punto di vista dei gol, no? Ricordiamo Tutino che per tutto l'anno aveva messo a segno credo 3 reti, sì. E poi ha avuto questo esploit nei playoff, un crescendo dal punto di vista del pubblico che di partita in partita, come ricordavamo poi parleremo anche di questo perché siamo stati in pochi per tutto il campionato, poi col Catanzaro la ressa per i biglietti, con Rende la ressa dei biglietti, adesso con i playoff la stessa cosa. Parleremo anche di questo perché voglio dire è un messaggio importante che bisogna mandare comunque alla tifoseria, che come diceva a microfoni spenti, a telecamere spente l'amico Paolo Amedeo, è importante anche la provincia, poi non lo sentiremo. Sì. Continua. Io mi guardavo intorno in tribuna e ogni partita vedevo qualcuno in più, no? Fino ad arrivare all'ultima in cui non trovavamo più il posto dove posizionarci. Detto questo, abbiamo sentito le parole di Braglia. Braglia ha sempre questo profilo, no? Cerca di mantenere i piedi per terra, l'ha ricordato lui, quello che è stato il percorso di quest'ultimo mese circa. Io voglio dire una cosa, forse magari sembrerà una provocazione, ma guardando quanto è difficile, quanto si suda, giocando tutti i playoff ad arrivare in fondo, quasi un altro campionato, forse proprio un altro campionato, mi viene da pensare che la squadra che raggiunge la Serie B attraverso questo percorso forse l'ha sudata di più di chi arriva primo nella stagione regolamentare. È vero, perché adesso facciamo parlare Vittorio Scarpelli di Gazzetta del Sud. Il Cosenza ha giocato fin qua 8 partite, 4 le ha giocate il Siena, poi parleremo anche del Siena, di Mignani, parleremo dei 5 squalificati. Allora il Cosenza ha un percorso con 8 partite sulle spalle, quindi bisogna dare atto a Braglia, allo staff tecnico, al preparatore atletico Luigi Pincente, insomma a tutti quelli che orbitano intorno al Cosenza Calcio. Veramente diciamo un bel percorso e come dire una strada inizialmente, come diceva Carmen, in salita, per ora è diventata in discesa, Vittorio. Sì, sono percorsi che si possono raggiungere solo se si hanno le caratteristiche giuste. Io parto dal tecnico Braglia che
dinanzi anche allo scetticismo generale, perché no anche al nostro, durante il campionato quando il Cosenza stentava, tornava a ripetere: ragazzi, calma, ci saranno i playoff, sarà tutta un'altra storia, ma lo ripeteva sempre come se fosse un mantra, e noi per un certo verso lo assecondavamo, come se in alcuni casi volesse guardare avanti, perché guardare la situazione attuale forse non era così comodo. In realtà lui probabilmente aveva le idee chiarissime. Questo Cosenza, visto all'opera nei playoff, è un'altra squadra. I valori, dicevamo, oltre al mister anche i valori umani. Io sottolineerei due figure che sono state forse a livello tecnico un po' emarginate nel corso dell'anno, per motivi chiaramente tattici o per motivi anche di freschezza. Mi riferisco a Pascali e Loviso. Sì. Il primo, che adesso in molti hanno conosciuto solo perché ha sbandierato il faccione del buon Gigi Marulla al termine della partita, ma chi come noi vive l'allenamento quotidianamente sa l'importanza di Manuel Pascali sin da quando ha messo piede nella famiglia rossoblù. Un uomo vero, con degli attributi, un trascinatore, un leader che, come diceva bene anche la collega nella sua intervista su Cosenza Channel, ha gestito l'ultima partita dell'anno con un gesto d'amore, cioè collezionando l'ammonizione che gli farà saltare la finale. Loviso invece ha aspettato il suo momento, prima o poi è arrivato nel giorno giusto, ha confezionato questi due assist, se possiamo chiamarli così. Insomma, penso che ci siano dei valori, non è casuale che il Cosenza abbia raggiunto questo piazzamento. Grazie Vittorio, allora parola a Paolo Amedeo. Dalle parti di Sport Italia cosa si dice, come si inquadra il Cosenza, che effetto fa questo Cosenza a livello nazionale che dopo 15 anni sta per praticamente arrivare sulla linea del traguardo? È sicuramente un Cosenza che suscita grande simpatia soprattutto nelle ultime 2 o 3 partite dove il pubblico ha davvero trascinato i lupi alla conquista di questa finale. Però ritornando a quello che era il discorso a cui facevi riferimento tu all'inizio, questo percorso dei playoff, un dato importante, costante, è la condizione psicofisica della squadra. La squadra sta benissimo. Tu come l'hai vista dal vivo insieme a me col Sul Tirol? Io ho visto una squadra ben messa in campo, capace di saper controbattere contro una squadra forte fisicamente, una squadra che aveva nella corsa e nel saper stare in campo, facendo tanta densità in tutte le zone del campo, ne è prova la prima frazione di gioco, dove il Cosenza ha avuto ampie difficoltà da questo punto di vista. Poi nella ripresa, insomma, è uscito il solito Cosenza, soprattutto sull'asse di Dorazio, che insomma ha iniziato a macinare gioco, ha iniziato a giocare sui suoi standard, sui suoi livelli, e da quella parte insomma il Sud Tirol ha sofferto tantissimo. Un dato importante è Braglia che ha indovinato praticamente tutto, soprattutto in questi playoff. Ha indovinato i cambi contro la San Benedettese, ha indovinato i cambi contro il Sud Tirol, ma ha dato sicuramente quella consapevolezza dettata dall'esperienza, dettata da tanti campionati vinti. Grazie per questo primo intervento di Paolo Amedeo. Allora Aldo Genamo, vogliamo riassumere un po' quello che è stato detto, il percorso del Cosenza e come arriva il Cosenza a questa finalissima di dopodomani allo Stadio Adriatico Cornacchia, appunto, di Pescara. Lo ripeto, 20:45 su Rai Sport. Vai, diciamo Aldo. che è iniziata questa avventura del Cosenza dopo il 3-0 corrente. Da quel momento è scattata una molla. È scattata una molla che ha fatto, diciamo, presa su tutto, anche sul pubblico stesso che rumoreggiava, ha fatto cose in effetti che probabilmente si potevano evitare. Da quel momento il Cosenza ha incominciato a macinare tutta una serie di successi e sono venuti fuori questi playoff. Giustamente, come dicevano gli amici prima, è chiaro che è un altro campionato, un campionato dove è venuta fuori anche la capacità e la forza atletica di questa squadra, perché Braglia ha saputo dosare probabilmente durante la fase del campionato anche le forze in campo dei giocatori, perché tutti abbiamo sempre detto che questo era un altro campionato. Ritrovare una squadra che atleticamente e fisicamente sta in quel modo, che ha quella voglia di lottare, di vincere, di essere cattiva agonisticamente e calcisticamente parlando, non è di tutti i giorni.
è arrivata alla finale facendo un percorso molto ma molto forte, con la Leonzio, con la Casertana, come ti ha ricordato Franco, con il Trapani, con la San Benedettese e con una serie di e con l'ultima la squadra di Bolzano. Sud Tirol. Questa è una squadra. Franco, prego. Mi veniva in mente, insomma, mentre parlava Aldo, un episodio che è l'episodio chiave, no? Vittorio faceva bene prima riferimento a Loviso. L'esperienza di Loviso secondo me è stata determinante ed è dettata dal calcio d'angolo, perché molti avrebbero battuto quel calcio d'angolo in fretta perché mancava meno di un minuto. Si è preso, l'ho contato, eravamo insieme, si è preso 35 secondi per battere il calcio d'angolo, ha aspettato il momento giusto per mettere la palla. Proprio questo, è stato così come per la battuta della punizione per il gol di Baclé. Probabilmente Palmieri, che stava giocando una bellissima partita, l'ultima partita, si è infortunato, distorsione. È uscito fuori, si è infortunato, il mister che ha indovinato tutti i campi, fa entrare Lovissio, fa quello spostamento, anche caccia un terzino e mette Baclé e sposta Dorazio a terzino, fa un 4-3-3 e vince la partita in un modo esemplare, in un modo eccezionale. Per cui questa squadra fisicamente sta bene, moralmente sta bene, il pubblico gli ha dato 20.000 persone che tifavano come stessi, non so quando se ne prevedono a Pescara, ma saremo sicuramente superiori al Siena, per cui credo che ci sono tutte le condizioni per andare a Siena, per andare a Pescara e trovare la possibilità finalmente di andare in Serie B. Paolo, scusami, che notizie abbiamo anche a livello nazionale Sport Italia dei supporters del Siena? Perché sono stati, diciamo, la curva sud dal Cosenza, la curva nord dal Siena, però sono di meno, diciamo, come dire, le tribune date ai tifosi del Siena. È pur vero che ci sono anche delle tribune neutre, però sono in gran parte per il Cosenza Calcio, cioè per i tifosi del Cosenza. Il dato in questo momento è si attesta intorno ai 4.000. Questo dovrebbero essere. Questo dovrebbe essere il dato sulla sponda toscana. Sulla sponda toscana. E allora un altro giro e parliamo, prima di andare ad ascoltare Braglia, parliamo proprio di questo Siena, questa squadra che praticamente ha vinto ai rigori al Massimino di Catania, aveva vinto in casa la prima gara per 1-0 con un gol di Marotta, poi ai calci di rigore giocando in 9 si è aggiudicata questa partita. Poi ci sono state 2 espulsioni sul campo e altre 3 poi sono arrivate negli spogliatoi, uno era pure diffidato, quindi senza 5 titolari, e poi sentiremo Braglia che cosa ha detto. Quindi al di là del fatto che il Siena comunque è un'ottima rosa, una rosa fatta di 27-28 elementi, che possiamo dire tutti titolari, chi ha giocato di più, chi ha giocato di meno, ma non bisogna prendere assolutamente, Carmine, questa partita, come ho detto ieri a Braglia, sotto gamba potrebbe essere deleterio. No, io penso che con il nostro allenatore questo rischio di prendere sotto gamba una partita non c'è. Lo abbiamo visto gestire con la massima lucidità partite anche molto diverse tra di loro, riuscendo ad affrontare sempre quella che era la soluzione ottimale. Io mi volevo ricollegare a quello che è stato detto prima dai colleghi nel dire che forse io sono sempre stata molto fiduciosa nel mister. Credo che quel famoso primo tempo col Sud Tirol in casa non è stato un primo tempo sottotono del Cosenza, ma è stato un primo tempo dettato da una precisa scelta del mister. Giocare in quel modo, anche ricollegandoci alla partita con Rende, ecco, perché poi c'è tutto un filo conduttore. Vi ricordate al termine del derby con Rende le dichiarazioni sicuramente in sala stampa di Braglia, che lì per lì ci lasciarono un po' tutti perplessi, perché disse: mi sono fatto condizionare dal voler vincere la partita. Questo è quello che non ha fatto con il Sud Tirol, e poi è risultata la scelta vincente. Vittorio Scarpelli, tu che segui giornalmente gli allenamenti del Cosenza, intanto diciamo, parliamo di Palmiero e dell'altro infortunato di Camigliano, perché ieri Braglia in conferenza ha detto vengono con noi tranquillamente, sono tra i convocati, vedremo poi se giocheranno o meno. Da qui a sabato, dice, i medici faranno l'impossibile per rimetterli a posto. Allora io credo che Palmiero sarà sicuramente della partita, perché Loviso, e sono sicuro anche che entrerà a gara in corso, potrebbe dare un contributo prezioso quando già le squadre sono abbastanza scariche. Non dimentichiamoci che c'è anche l'opportunità che la gara si prolunghi e si vada ai supplementari. Per quanto riguarda Camigliano non ho tutta questa certezza, anche perché ieri ha provato, l'abbiamo visto. Il problema è, chiaramente se non ci fosse stata questa urgenza sarebbe stato risparmiato. È chiaro che partendo dalla panchina, in caso, non dimentichiamoci che anche Pascali sarà assente, quindi privarsi subito di un difensore gettandolo nella mischia in condizioni non perfette potrebbe essere una leggerezza. Io credo giochi Pasqualoni,
e credo giochi Palmiero, almeno queste dovrebbero essere Posso le chiederti indicazioni. qualcosa su Perez, perché l'ho visto esultare insieme a Paolo Amedeo, l'abbiamo visto esultare, girarsi verso di noi eccetera, quindi anche lui sta dando un grosso contributo alla causa dall'esterno perché ha avuto qualche acciacco eccetera e magari sta mettendo la sua esperienza un po' da spogliatoio tra virgolette, ma non in campo. Delle volte si fa della retorica sul calcio, si dice che il gruppo è importante, però quando si arriva così in fondo è difficile che ci siano dei musi lunghi o altro. Perez, forse qualcuno lo dimentica, è l'investimento più importante, me ne può dare conferma, sì, poi chiederemo a Paolo. dell'era Guarascio in termini di contratto e in termini di annualità proprio. Nonostante questo sta accettando di essere un rincalzo, non c'è niente di male a dirlo. Come Baclé sta partendo sempre come dalla Baclé panchina. e parte come addirittura quarta punta del Cosenza dopo essere sceso dalla B. Ecco, qualcuno avrebbe potuto storcere il naso, lui no, ha abbozzato, è pronto a dare il suo contributo. Quelle lacrime a fine partita almeno in me hanno scatenato delle sensazioni incredibili ed è da quelle lacrime che si deve ripartire. Magari poi il calcio, sai Franco, è uno sport bizzarro, sì. Magari molti dicono che si sta riservando qualcosina, non diciamo altro, però io sono sicuro che se dovesse essere chiamato in causa a gare in corso allo spirito giusto, non si è adattato come molti speravamo, anche a livello tattico probabilmente, però io penso che a livello umano ci sta perfettamente in questo spogliatoio. E Giuseppe Tomasi, che salutiamo, un super tifoso del Cosenza, manca l'ultimo passo verso la gloria, manca poco per realizzare un sogno che tutti vogliono, forza Lupi. E salutiamo il nostro amico Giuseppe Tomasi, che è sempre preciso e puntuale anche allo stadio col papà, insomma, a tifare per i Lupi. Allora, Paolo Amedeo, vogliamo inquadrare questo Cosenza-Siena, così poi sentiamo, quando torniamo dopo la pubblicità, anche le dichiarazioni di Braglia. Che partita sarà secondo te? Se vuoi aggiungere qualcosa puoi farlo tranquillamente. Sì, prima di parlare insomma, della partita di sabato volevo ricollegarmi a quello che diceva Vittorio. Il gruppo è sicuramente una grande componente di Braglia, tutte le squadre di Braglia hanno avuto sempre dei gruppi che hanno fatto dell'unione, della voglia di lottare tutti insieme, insomma un'arma vincente. Io voglio fare i complimenti, Franco, soprattutto a Stefano Trinchera, perché proprio a proposito di mercato, a gennaio, nell'ultimo giorno di mercato abbiamo avuto un ampio confronto con Trinchera, parlando un po' di quelli che erano stati i movimenti, e mi parlava molto bene e soprattutto era contento della scelta di Okereke. Okereke si è rivelato sicuramente un calciatore dalle grandi doti, dalle grandi potenzialità, ma soprattutto ha spaccato in due parecchie partite. E quindi credo che bisogna dare atto soprattutto a Trinchera, che per un certo periodo ha anche subito forse qualche critica di troppo. Sì, questo è innegabile, perché insomma abbiamo vissuto il campionato con quella partenza ad handicap con Mister Fontana, e quindi anche su di lui in effetti, come diceva l'altra volta anche Filippo Veltri, che salutiamo, il nostro collega, insomma aveva un po' puntato. E non era facile andare a come dire, cercare di trovare i tasselli giusti con la pressione di non dover sbagliare. Anche Camigliano stesso, che inizialmente ha avuto delle difficoltà, proveniva dal Cittadella, poi è stato inserito pian pianino e ora sta dando il massimo fin quando non è arrivato purtroppo l'infortunio muscolare. Per tornare insomma a quello che è l'argomento... Che partita sarà? Vogliamo cominciare ad introdurre? Sì, assolutamente. Prima di aprire i telefoni per i nostri amici telespettatori. Intanto ha fatto benissimo Braglia a togliere un po' di pressione alla squadra, dando per, come è giusto che sia, per favorito il Siena, al di là delle assenze. Il Siena è arrivato secondo in classifica, per lunghi tratti del campionato ha anche avuto la possibilità di inserirsi nella lotta per la vittoria dello stesso, e quindi è giusto che sia così. Sarà una partita come una finale, bisogna insomma tenere i nervi saldi, bisogna cercare di stare sempre compatti, come fino adesso ha fatto il Cosenza. Il Siena è una squadra rognosa, è una squadra con un allenatore, Mignani, che è un emergente. Tra l'altro, come ti dicevo prima, a microfoni spenti ho avuto modo di sentirlo insieme al suo amico, il mister Elio Ferrante, subito dopo la lotteria dei calci di rigore. Era abbastanza provato, ma convinto di giocarsi le proprie chance. Il Cosenza dovrà fare la partita della vita
la partita della vita insieme ai suoi tifosi. Che aria si respira in città? Prima Carmen e poi Aldo Cennamo. Carmen, tu che la redazione di Cosenza Channel sei spesso in giro, eccetera, tribunale, là, quindi tocchi con mano, insomma, qual è la situazione appunto che si vive in città, striscioni, insomma, si vede e si tocca con mano che finalmente l'entusiasmo, è salita l'asticella dell'entusiasmo, come diceva Braglia qualche tempo fa in conferenza stampa. Io sto facendo fatica a non lasciarmi contagiare, sto cercando di mantenere... Ma tu parli sempre di ansia però sui social. Sì, vabbè, prima di una partita purtroppo... parli di ansia, tant'è che ti ho risposto, ho detto prenditi un po' di Xanax se si può. Io già di mio ho questa tendenza a vivere le partite in una prima bella persona, camomilla prima della gara. Però ti posso dire che la gente con cui ci confrontiamo, sia i seguaci sui social che le persone che incontro per strada non mi aiutano in questo senso. Ora spero che con il tagliando in mano la situazione un po' inizi a tranquillizzarsi, perché la gente viveva soprattutto la paura di non riuscire ad essere lì, perché ci tengono tutti tantissimo. Grazie, andiamo in pubblicità e vi ricordo che fra mezz'ora avremo Gianluca Pasqua con le ultime novità sui tagliandi, pullman e quant'altro anche per quanto riguarda il treno. Grazie, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. E allora, seconda parte di replay, stavamo appunto parlando con Carmen Ester Artusi di dell'aria che si respira in città. Nel frattempo è arrivata una nota ufficiale dell'arbitro e della gara, che poi è quell'arbitro di cui ha sempre parlato bene Piero Braglia, l'allenatore del Cosenza. Sarà Luca Massimi di Termoli, l'arbitro della finalissima dei playoff di Serie C tra Robur, Siena e Cosenza. A coadiuvarlo gli assistenti Salvatore Affatato della sezione di Verbania, Cuneo Ossola e Marcello Rossi di Novara. Il quarto uomo sarà Simone Sozza di Seregno, quindi Massimi di Termoli per questa partitissima. Hai terminato, Carmen? Vogliamo dare la parola a Vittorio, che lui con la redazione di Gazzetta è nel pieno centro di Cosenza, in Corso Mazzini. Lì la sera ci sono sempre delle riunioni tra vecchi tifosi che salutiamo, tra Tonino Tocci, Elio Principato, fermano il presidente, si fanno tanti di quei capannelli, si parla solo esclusivamente ma di questo di calcio e di questo. Poi Aldo, vuoi parlare tu? No, vai Vittorio, vai Vittorio. È tutto bello, io ho mandato un messaggio privato al Presidente. Mi chiamate Gianni Di Marzio, sì, per cortesia nel frattempo, grazie. Ho mandato un messaggio privato al Presidente al termine della partita con Sudirò, dicendo che delle volte è bello impazzire di gioia chiaramente, ed è la sensazione, il sentimento che sta vivendo questa città è davvero impazzita di gioia. Anche chi, è vero, è giusto tirare le orecchie a chi sta salendo solo adesso sul carro dei vincitori e che sta vivendo allo stesso modo, con lo stesso trasporto dei fedelissimi questo momento, ma è anche bello così, vedere bambini che cominciano a documentarsi sui nomi dei calciatori, sulle loro storie, sul campionato, intere famiglie che vanno allo stadio. Ho intervistato Nicola Belmonte, il cosentino che ha giocato, sì, con il Siena, e mi diceva proprio questo: siamo tornati a piedi allo stadio insieme alle famiglie, c'era tanto colore, c'era tanto frastuono. Ecco, il calcio non dobbiamo mai dimenticarci che è un fatto sociale molto, molto bello. Certo, è chiaro che viverlo in un periodo del genere, con i playoff e una possibile promozione dietro l'angolo, è più facile, però godiamoci questo momento, cercando di vivere senza pensare a quello che potrebbe essere. Godiamoci il momento, perché l'attesa è gran parte poi di questo gioco, ed è importante. Benissimo, io vorrei dare la parola ad Aldo Cennamo, poi a Paola Medeo, poi andiamo ad ascoltare Braglia, poi apriremo i telefoni. Sì, vai. No, proprio in virtù di quello che ha detto Vittorio, io che vivo proprio per i nomi che tu hai fatto, proprio lunedì, il giorno dopo la partita, ci siamo trovati in un bar a Corso Mazzini, eravamo 4-5, poi siamo arrivati a 30-40 persone, perché poi si fanno i commenti, le cose, giustamente, come dice. È bello, è anche bello vedere le famiglie che vanno allo stadio. La domenica era uno spettacolo dei bambini, le donne, le persone anziane, cioè tutto un coro di persone che va allo stadio, si è divertita. Lo sport, come dicevi tu, è proprio sociale, è un problema, un fenomeno sociale che deve essere fortemente rafforzato.
a Cosenza mancava, perché dagli 800 paganti con l'Acragas, che è stata veramente una cosa che ha mortificato tutti, siamo arrivati ai 17, 18, 20.000 quando ero domenica, e c'era una marea di gente di più strati sociali, ecco. Questo significa che Cosenza, la società ha lavorato bene, e questo fatto che si è arrivati alla finale deve essere dato sì ai giocatori, a Braglia, alla società, ma soprattutto anche ai tifosi che sono avvicinati, e alla provincia, importante la provincia, avere coinvolto l'intera provincia, perché da Praia a Mare ad Amantea, dal Tirreno allo Ionio o dalla Sila e via dicendo, è una marea di gente che viene e va a pescare. Ti dico che tanta gente va a pescare, ha fatto dei pullman, dal mio paese partono un paio di pullman, da Amantea, da San Lucio, c'è tutto un coro di persone che si muove perché vuole andare a pescare per festeggiare e per vedere il Cosenza finalmente nella cognata Serie B. Speriamo dopo 15 anni. Paolo Amedeo, ecco, provincia, sì, ecco. 3 cose velocissime. Che ha dato un bell'assist. Intanto ti dico, ho sentito tanti colleghi sia del centro che del nord, mi dicevano proprio questo. Domenica, in occasione della partita col Sud Tirol, c'erano anche i playoff di Serie B. Tantissimi colleghi mi testimoniavano che hanno preferito seguire la partita del Cosenza in TV proprio per l'enfasi, proprio per il grande trasporto del pubblico manifestato in occasione della partita. Come dicevate voi, la provincia è determinante, una delle province più grandi d'Italia, quella di Cosenza, ma soprattutto la passione che è stata davvero travolgente. Ti dico, io in Calabria, Franco, ho vissuto gli anni importanti della Regina, ho vissuto gli anni importanti del Crotone, ed erano tantissimi anni che non sentivo l'emozione dentro mentre entrava in campo la squadra, anche in alcuni frangenti del match dove il pubblico è stato davvero commovente. Terza cosa, ovviamente ci sono delle analogie, Franco, io te lo dissi anche domenica, da Pescara a Pescara, da Gigi Marulla che salva il calcio calabrese, che in quel periodo, se non sbaglio, Vittorio il 91 era l'unica formazione calabrese a rappresentare la Calabria, con la Salernitana 1-0. Da Pescara a Pescara, da Marulla, Gigi a Kevin Marulla in panchina. A proposito di Kevin, aspetta un attimo che dovremmo avere in regia Enzo Leonetti una foto con l'ossaio di Padre Fedele. Sì. Vediamo se riusciamo. Eccola qua. È bellissima questa foto, molto significativa. Padre Fedele che praticamente senza saio lo indossa Kevin di Marulla insieme al nostro amico ex giardiniere del San Vito, Vittorio Pasquale Grandinetti. Molto bella e significativa questa foto. Assolutamente, poi è molto significativa. Tra l'altro Kevin ha un ruolo secondo me determinante da collante con la città, la sua positività, il suo senso di appartenenza è davvero importante. Terza cosa, ma non per ordine di importanza, c'è un corso e ricorso storico, no? Sì. Lo dicevamo anche prima a microfoni spenti. 2003 il Cosenza viene scippato dalla Serie B, viene scippato da una squadra toscana. Guarda caso, la Fiorentina. Io preferisco che sia il Siena e non il Catania, non solo per un ragionamento di tifoseria, di passione che il Catania avrebbe riversato all'Adriatico, ma soprattutto per riprendersi nei confronti di una Toscana quello che ingiustamente il Cosenza ha pagato nel 2003. Grazie Paolo Amedeo. Allora andiamo a sentire Piero Braglia, ieri prima della partenza per Chieti, per appunto il ritiro di Chieti. Braglia in conferenza, grazie. Arriva. La rosa del Siena è una rosa forte, hanno signor di giocatori fuori tutte le domeniche, perciò io non mi aspetto proprio niente di diverso dal Siena, anzi. Siena so che è una grande squadra, allenata bene, perciò i favoriti sono loro, non noi. Non so chi le mette in giro queste cose, ma i favoriti sono loro. Ci informeremo, vedremo, però non è che nel nostro girone abbiamo un'idea di quello che troviamo. Sappiamo come giocano, sappiamo le alternative che hanno, i cambi che fanno. Sappiamo anche che singolarmente sono fortissimi. Sappiamo che hanno un centrocampo molto dinamico, le sappiamo le cose, però un conto è vederli dal vivo, come abbiamo fatto noi nei precedenti turni. Poi già il Sud Tirol, che conoscevi poco all'andata, ha creato qualche problema.
Perciò io mi aspetto una partita molto difficile, sofferta, e bisogna avere anche un briciolo di fortuna per portarla in fondo. Diceva Braglia, partita difficile, sofferta, un briciolo di fortuna che non guasta mai, e poi all'ultima domanda dice mister percentuali, lui scaramantico come sempre, 51% per il Siena, 49% per il Cosenza. Un giro su Braglia, vai Carmen. Beh, io questo modus operandi di Braglia l'ho già commentato. Ti piace? A me piace sì, molto. Sembro la presidentessa del Braglia Fan Club oggi. È vero o no? Però allora, quello che possiamo aggiungere è, avete sentito come dice, conosciamo il Siena, conosciamo i cambi che fa, conosciamo i giocatori. Questo ci ricorda ancora una volta che allenatore preciso e meticoloso è Piero Braglia, e anche nell'intervista che prima menzionava il collega a Cosenza Giannel di Pascali, che ho avuto insomma, il privilegio di intervistare, lui stesso diceva che in un suo ipotetico futuro da allenatore vorrebbe ereditare da Braglia proprio queste caratteristiche. Vedi? È uno che non lascia niente al caso. Benissimo, Vittorio Scarpelli. Tu eri con me ieri in conferenza, ci divertiamo noi con la conferenza di Braglia. Magari sono di parte, perché io ho una predilezione per questo allenatore, mi è piaciuto proprio l'impatto che ha avuto con questa piazza. Un piccolo aneddoto: all'arrivo di Braglia non dobbiamo mai dimenticare che il Cosenza giaceva al penultimo posto in classifica e serpeggiava tra i tifosi, anche quelli più sanguigni, la parola salvezza. Sì, sì. Uno scenario tremendo per chi parte con ben altre diciamo, intenzioni. Si è avvicinato un tifoso del Cosenza dicendo mister, noi vogliamo tornare a vincere, e lui ironicamente da toscanaccio ha risposto no, guarda un po', io sono venuto a perdere, cioè nel senso gli ha fatto capire che era sulla stessa linea d'onda. Da buon toscano l'ha prese in questo modo. Io ripeto, stravedo per lui e sono convinto davvero che abbia toccato le corde giuste dei giocatori, della società e adesso anche dell'ambiente. Questo suo fare a me piace molto. Paolo, l'uomo giusto al posto giusto, Piero Braglia, perché poi insomma con i tifosi, quando ci sono stati periodi difficili, ce ne sono stati tanti, quando lui è arrivato noi c'eravamo, voglio dire, tifosi dietro la rete a contestare, lui a metterci la faccia, eccetera. La protesta delle ciabatte. Delle ciabatte, quella lì, e non la dimenticheremo mai, voglio dire, no? I tifosi che buttano le ciabatte, ci mettetevi queste perché non siete degni di portare, diciamo, gli scarpini da calciatore. Eppure lui, piano piano, io lo sentivo che in ogni conferenza stampa della vigilia aggiungeva un mattoncino in più. Questa squadra dovete aspettare qualche settimana, questa squadra è arrivata, questa squadra piano piano risalirà, e i fatti poi gli hanno dato ragione. A lui, come dicevi tu, e anche al DS Trinchera, che salutiamo. Assolutamente sì, passano gli anni, ma Braglia dimostra di essere davvero un uomo navigato. Tra l'altro lui, Vittorio prima parlava di aneddoti, te ne racconto uno. Prego. Perché quando Guarascio fece quella sorta di, come dire, casting per prendere l'allenatore, di ritorno da Milano da una puntata Sport Italia viaggiò con me Torrente con le valigie, che era anche... scendeva a Lamezia, però era anche il momento caldo per il Catanzaro. Allora quando ci siamo salutati dissi mister, ma dove sta andando? A Cosenza o a Catanzaro? E quindi insomma per questo, per dire insomma, che poi alla fine il Presidente ha fatto la scelta giusta. Tra l'altro nella conferenza stampa ha fornito anche l'assist come chiave di lettura della gara, no? Centrocampo del Siena dinamico. E quindi vorrà dire che la partita probabilmente, anzi sicuramente si giocherà là. Sì. Il Cosenza, soprattutto in fase di possesso, gioca a 5 su quella porzione di campo, quindi è lì che bisogna fare la superiorità numerica, è lì che bisogna ripartire, ma soprattutto è lì che Mungo tra le linee deve trovare lo spazio giusto per fornire gli assist agli attaccanti. Grazie Paolo, io direi, Enzo Leonetti, se sei d'accordo dalla regia, di mettere il numerino in sovraimpressione. Da questo momento in poi gli amici possono partecipare facendo delle domande ai nostri ospiti. 0984 84 17 20, ripeto 0984 84 17 20 è il nostro numero di telefono, potete intervenire tranquillamente. Nel frattempo diamo spazio, parole e pensieri ad Aldo Cenni. Beh, quando c'è stata l'esonero di Fontana si sono fatti tanti nomi,
Noi l'abbiamo vissuta in diretta, anche quando Braglia stava mettendo la firma sul contratto, proprio mentre firmava sapevamo, e secondo me è un lusso un Braglia a Cosenza, perché Braglia ha una sua storia, un professionista serio, ha vinto campionati, ha vinto 2 playoff, non ce lo dimentichiamo, cioè è uno che a Cosenza è venuto, come diceva Scarpelli, con una voglia di far superare al Cosenza quella fase bruttissima. Eravamo in retrocessione, eravamo ultimo, penultimo in classifica, con una squadra un pochino a brandelli, cioè, lui ci ha messo tanta fatica a dare un gioco alla squadra, a far superare i momenti difficili a giocatori importanti, cioè lui ha fatto veramente il padre e la chiocciola di questa squadra, con un discorso psicologico di levatura superiore, per cui lui ha saputo offrire alla città di Cosenza oggi questa finale proprio partendo da quel momento, cioè il momento di Braglia è quando la squadra era ultima in classifica. Grazie. Braglia ha saputo riportarla alla finale e bisogna assolutamente dare atto che questo è un lusso e un grande allenatore che merita di andare anche in una categoria superiore. Grazie Aldo, mi dicono dalla regia che abbiamo una prima telefonata, vediamo chi ha il telefono. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Franco da Cosenza. Buongiorno signor Franco, dica. Volevo dire solo che il campionato del Cosenza è diviso in 2. Nella prima parte l'allenatore nuovo ha dovuto conoscere i giocatori, plasmarli e questo. Poi il secondo è un nuovo campionato, cioè noi, come ha detto lei, abbiamo giocato prima con la Sicula Leonzi, poi dopo con la Casertana abbiamo rischiato in questi 2. Poi è come se abbiamo preso un treno con la Juve Stabia, il Trapani e poi dopo con l'apoteosi col Sudtirolo. Poi volevo dire, come scrivevano i giornali, abbiamo giocato 8 partite, ne manca una, se non ricordo, la 9ª sinfonia con che inizia, di Beethoven, B come Beethoven. Sì, inizia con la B, la 9ª sinfonia di Beethoven, ha centrato anche con una battuta molto intelligente. Grazie signor Franco, grazie di aver partecipato. Allora, 0984 84 17 20, Aldo praticamente ha terminato il suo intervento e allora Carmen, vogliamo parlare di un discorso tecnico-tattico perché le squadre si schiereranno a specchio, 3-5-2 da una parte il Cosenza, 3-5-2 più o meno, o 4-3-3 o 4-3-3 dall'altro perché varia pure Mignano, ultimamente 4-3-3 e il mister ne parlava. Allora, che cosa vogliamo dire? Ammesso che dall'altra parte ci sia un 4-3-3. No, questa volta mi trovi un po' più impreparata rispetto all'avversario, l'altra volta mi avevi fatto i complimenti perché avevo studiato No, di va più. bene, cioè voglio dire, però gli mancheranno 5 come diceva Allora, Braglia. questo è stato l'elemento che ha fatto un po' quasi festeggiare tutti quanti a Cosenza del risultato dell'altra semifinale. Scusa, mi permetti di salutare l'ex sindaco di Cosenza Claudio Giuliani che segue spesso la nostra trasmissione, però ha difficoltà a prendere la linea, ma qui le difficoltà sono un po' di tutti. Io ripeto il numero, più di questo non posso fare. 0984 84 17 20, vai. Quindi dicevo proprio il fatto che il Siena si presenti con 5 elementi squalificati, fra l'altro 5 elementi titolari, e fra l'altro questo serve anche a sfiammare un po' le polemiche che c'erano state nelle settimane precedenti. Io questa cosa la voglio dire perché non sono un amante delle polemiche e allora da osservatrice esterna dico dovevamo temere questo Siena come se ci fosse dietro un complotto, insomma, affinché vincessero i playoff. Mi sembra che con queste decisioni dell'ultima giornata un po' questo pensiero lo possiamo ridimensionare. Tra l'altro con la squalifica di Boulevardi che nel sottopassaggio del Massimino dichiara proprio insomma, di aver giocato contro gli avversari e anche contro la Lega. Abbiamo vinto contro tutti e tutti, anche contro la Lega che poi ha aggiunto qualcosa di pesantuccio, ha avuto 4 giornate di squalifica. Tra le altre cose nella prima partita allo stadio Franchi di Siena aveva giocato Cristiani al posto di Boulevardi inizialmente. Quindi che non sta granché bene neanche lui. E poi se vogliamo aggiungere, insomma, a mio avviso la formazione che stava meglio dal punto di vista fisico oltre il Cosenza era la Reggiana, che giocava bene, noi l'abbiamo seguita tutto l'anno, la Reggiana con ospiti anche in studio, è uscita fuori sicuramente per un episodio che lascerà molto discutere in estate. Credo che da questo punto di vista forse è meglio affrontare il Siena e non la Reggiana che stava davvero molto ma molto bene.
Oggi su Stadio, sulla versione verde del Corriere dello Sport, c'è una bella intervista del collega Massimo Boccucci a Marotta, quale Marotta carica la piazza di Siena e dice venderemo cara la pelle, bene che il Cosenza lo sappia, siamo ad un tiro di schioppo praticamente da questa finale, da questa Serie B, la vogliamo conquistare appunto per la città, per il blasone eccetera. Cosa in Gazzetta del Sud, quali i rumors che arrivano appunto dalla città del Palio? Allora, io credo che comunque Mignani sia tentatissimo dal riproporre, nonostante l'assenza di Santini, il 4-3-3. Sì. Magari schierando Emmausso, che è un giovane interessante che ha trovato poco spazio rispetto ad altri. Il 4-3-3 che è uscito fuori quasi così a sorpresa, diversi colleghi che ho sentito di Siena mi dicevano, quando abbiamo visto che avrebbero giocato Neglia, Santini e Marotta là davanti, abbiamo preso Mignani per pazzo, invece poi è stato abbastanza efficace. Marotta giustamente fa il suo, carica la piazza, neanche a me piace molto il discorso della dietrologia, favoritismi o altro, ma che Bolevardi negli spogliatoi, negli spogliatoi dica addirittura quelle cose mi suona paradossale quantomeno, visto che noi non crediamo magari alla malafede, però di sicuro non c'è stato un accanimento su via nei confronti del Siena, elegantemente diciamo che non c'è stato un accanimento. Io credo che il Siena... Ecco, intanto usciamo fuori da una... Sì, finisce Scarpelli e andiamo in pubblicità. Rapidamente, usciamo fuori da quello che potrebbe essere una sorta di fraintendimento. Quando Braglia dice io non mi fido di questo Siena, anche nonostante l'assenza, fa benissimo, perché l'organico del Siena è forte e poi... Ricordiamoci che si gioca tutto one shot, è una finale, quindi chi sarà in campo giocherà per vincere la partita, anche se dovessero essere giocatori, riserve, rincalzi o altro. È una partita che ha una storia completamente a sé, fa bene Braglia a tenere il freno a mano. Benissimo, grazie Vittorio Scarpelli. Allora diamo spazio in linea alla pubblicità e ci rivedremo tra qualche minuto. Grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Terza ed ultima parte di questo speciale replay, 14 giugno 2018. Allora ci ha raggiunto in studio Gianluca Pasqua della redazione sportiva e da lui sentiamo quello che bolle in pentola per quanto riguarda pullman, treno, eccetera, biglietti. Mi pare che intorno alle 14... Agenzia di viaggi. Agenzia di viaggi. Beh, mi avete fatto salire l'attenzione perché stavate parlando nella pausa della partita. Io non ci sto pensando perché sono preso da queste 1000 altre situazioni. Se ci puoi dare le ultime. Naturalmente sono il tramite che fa venire fuori le informazioni quando ci sono, quando sono certe, e allora diventa difficile insomma, gestire una situazione che è nata un po' male perché c'è stato un ritardo naturalmente nel gestire la questione dei biglietti. Siamo arrivati a notte fonda ieri in attesa, questa è la situazione che si registra nei punti vendita. Al momento questa immagine è relativa al pre-inizio della prevendita. Quindi prima delle 14. Sì, però poi la situazione comunque non è cambiata perché intanto è stato necessario aprire un punto vendita allo store del Cosenza Calcio, quindi Cosenza Calcio, pur non avendo un diretto interessamento nella vendita perché fa parte di un altro circuito, è dovuto intervenire proprio per far fronte a questa richiesta, perché se è vero che 10.000 persone vogliono salire a pescare all'Adriatico Cornacchia, non è possibile che in 24 ore si riesca a fornire tutti i biglietto con 1, 2, 3 punti vendita, perché se ne risultavano diversi alla Lega, ebbene in realtà ce ne sono pochi che sono utili, utilizzabili. Questo allarme l'avevamo avuto già nei giorni scorsi da parte di alcuni rivenditori e per questo il Cosenza si è mosso su sollecitazione anche della Lega, è venuto incontro a queste richieste da parte dei tifosi e in questo momento lo store del Cosenza con Teodoro Gioia che lo sta curando nei minimi particolari è aperto, funzionante dalle 13:30 circa, c'era la fila in quel momento quando ho lasciato lo store e funzionerà fino alle 19, poi domani di nuovo dalle 10. Sono migliaia già i tifosi che hanno acquistato il biglietto sia online, ricordo, preferite questa situazione per giovani generazioni oppure nativi digitali e non solo, perché bisogna cercare di fare il biglietto online per evitare file, code, disagi. Funziona.
Ne abbiamo le prove su Facebook e su altri social, tantissimi hanno postato la foto del loro biglietto, c'è scritto 20:30 ma con la postilla che può cambiare l'orario è 20:45, comunque venite prima allo stadio, usciranno in giornata o comunque domattina anche le informazioni stradali da parte della società che daranno utili dritte per arrivare a pescare in tempo utile e per non avere problemi. Per quanto riguarda il treno, lo ricordo, è organizzato dalla regione. Perché e oggi Gazzetta del Sud ha fatto un trafiletto dove poi c'è stata una paternità, alla fine mi pare che avete scritto questo che sta dicendo Gianluca. Prego. L'assessore Musmanno ha parlato con Trenitalia, hanno tenuto questo treno, è un evento eccezionale davvero, 450 posti, ci saranno poi gli steward a bordo, nelle prossime ore sapremo di più su chi potrà salire su questo treno. Chiaramente l'idea è quella, la speranza è quella che vengano favorite le categorie svantaggiate, però tutte queste certezze le avremo come al solito fra qualche ora, quando tutto verrà, ci sarà appunto un comunicato da parte della Regione che affiderà il compito a qualcuno di scegliere o far salire le persone che ne hanno diritto, più diritto degli altri su questo treno. Per il resto ci sono tanti bus, leggo sui social che ci sono ancora dei posti liberi, tanti privati sono organizzati, tanti sono riusciti a ottenere bus anche da fuori provincia, vista la difficoltà a reperire dei mezzi in provincia per dei pregiudizi oppure delle ragioni, motivi, chiamiamoli come vogliamo. Erano già impegnati per le gite scolastiche. La prevendita sta andando bene, non abbiamo un conteggio diretto come nel caso della nostra prevendita interna perché è un altro gestore e quindi non siamo noi a dare i numeri in questo caso, ma sono migliaia già, e questo possiamo dirlo, i tifosi, ci conferma Teodoro Gioia che hanno scelto di comprare e acquistare il biglietto. Grazie Gianluca, molto preciso e puntuale come sempre. Noi facciamo un giro su quello che ha detto il collega della redazione sportiva, capo ufficio stampa, lo ricordo, del Cosenza Calcio. Carmen Artusi. A me viene solo da pensare che sarà una bellissima festa, comunque vada, la gente di Cosenza già ci ha dato dimostrazione di maturità anche nell'organizzazione durante la semifinale, quando si erano creati un po' di preoccupazioni riguardanti la chiusura delle strade, il traffico eccetera eccetera. Le persone, tante famiglie hanno iniziato ad andare allo stadio alle 16, si è svolto tutto in maniera ordinatissima e anche per la trasferta di Pescara i più previdenti hanno già provveduto, insomma secondo me alla fine si svolgerà tutto per il meglio e sarà una grandissima festa per tutti. Grazie Carmen. Allora Vittorio, io ho visto la pagina di Gazzetta del Sud stamattina molto bella, le inchieste eccetera, il fatto del treno di cui ha parlato poc'anzi il collega Gianluca Pasqua, quindi qual è il posto della situazione? Mi pare che Gianluca ha detto che è tutto ancora in itinere, se ho capito bene. Io credo che ci sarà il pienone di tifosi del Cosenza in itinere, come diciamo, il popolo rossoblu è riuscito a polverizzare i biglietti diciamo, in occasione della semifinale di playoff di ritorno. Non farà difficoltà, anche se si tratta qui di andare altrove rispetto al Marulla, non farà difficoltà a polverizzare anche questi di biglietti. La disponibilità, stando a quello che ha consentito poi la questura di Pescara, è di poco più di 10.000 spettatori. Io mi auguro che si riesca a raggiungere anche tra studenti fuori sede, persone che lavorano fuori, perché la voglia di lupi è davvero tanta. Ci sono tanti privati, diceva bene Gianluca, che si stanno organizzando. Io mi sono permesso di scrivere che se ci fosse l'occasione anche a nuoto i tifosi raggiungerebbero, se fosse necessario raggiungerebbero anche a nuoto Pescara, quindi io penso che davvero è importante questa situazione e la squadra lo sta avvertendo perché i ragazzi vanno sui social ed è importante che si carichino così. Bene che siano andati via perché la troppa pressione poteva essere controproducente, però ogni tanto loro devono buttare l'occhio anche per capire cosa sta per arrivare, perché saranno tantissimi. Cosa sta per arrivare? Dal 2003 sono 15 anni e naturalmente il cosentino, il tifoso, anche la provincia, come dicevo proprio esatto, freme, quindi ha fame di calcio e desidera fortissimamente questa Serie B, vero Paolo Amedeo? Assolutamente, 15 anni ci credono tutti adesso, il Cosenza è ad un passo. 15 anni sono tanti, c'è voglia di tornare tra le big del calcio italiano, sicuramente la Serie B per Cosenza rappresenterebbe di nuovo un traino importante, rappresenterebbe sicuramente un rilancio in termini di visibilità, qui bisogna insomma fare un grande applauso al presidente Guarascio che è riuscito a programmare, perché quando programmi
puoi sbagliare un anno, puoi sbagliare due, ma al terzo indovini. Il Cosenza con piccoli passi si è ritagliato questa possibilità di sabato, e credo che da questo punto di vista il tifoso della provincia o della città indifferentemente debba essere riconoscente con la presenza all'Adriatico, che dovrà insomma vedere i lupi protagonisti nella speranza, ce lo auguriamo ovviamente da calabresi, di ritrovare una seconda formazione in Serie B insieme al Crotone. Non so se abbiamo una telefonata in linea, se no io continuo. Abbiamo una telefonata? No, benissimo. Paolo, volevo farti una domanda, appunto, visto che voi in Sport Italia seguite tantissimo anche la Serie B, su quello che sta succedendo, giusto due parole, Bari, Foggia e Cesena. Ho letto anche ieri di Cesena, sul resto del Carlino hanno praticamente grossi debiti, si parla di 5 milioni addirittura per rifondare questa società che ha le casse sociali, voglio dire, proprio bucate. Sì, so magari dove vuoi anche andare a parare. No, ma voglio capire solamente la situazione. Io credo che il Foggia, insomma, pare senza alimentare falsi il Foggia pare, insomma, che debba partire non dalla penalizzazione pesante di cui si parlava, insomma, nei giorni scorsi. Dovrebbero essere 6-7 punti di penalizzazione per i satanelli, situazioni difficili, sì, come dicevi tu, a Cesena, e questo è il chiaro segnale che c'è una sofferenza che è arrivata anche in cadetteria, e che quindi bisogna ripartire per forza di cose da un progetto diverso, un progetto che veda finalmente delle idee imprenditoriali serie, perché no, anche riducendo il numero delle formazioni, perché non se ne può più fare almeno, non puoi più rischiare dei campionati effetto tipo Modena, dove era la prima volta che accadeva, insomma, nella storia del calcio che una formazione in corsa rinunciasse a continuare la propria corsa nel campionato, e il Cosenza in questo momento rappresenta sicuramente una solidità importante, ritrovare la B sicuramente gioverebbe non solo al Cosenza ma all'intero sistema. Aldo, allora, volevi intervenire tu? No, per dire che questa frenetica attesa che c'è sicuramente sarà un fiume in piena che si porterà a pescare, perché c'è una grande cosa per quanto riguarda i biglietti, i tifosi ti chiedono, ti fanno domande, vogliono sapere. Gianluca è stato bravissimo, ha dato tutto quello che era necessario dare, ma è chiaro che adesso la squadra si è isolata e ha fatto bene. E è chiaro che dobbiamo stare con i piedi per terra, pensando che dobbiamo giocare una partita che si può giocare anche nei tempi supplementari o scaramanticamente ai calci di rigore, facciamo corner, e che il Cosenza deve essere cattiva calcisticamente parlando, quella cattiveria giusta che ha dimostrato in tutto questo torneo, che è stato un altro campionato. Se il Cosenza giocherà come ha giocato in queste ultime partite, credo che la partita la facciamo nostra, e sarebbe un grande risultato, sarebbe anche per il presidente Goraccio, hai fatto bene a richiamarlo, per la società tutta, per tutto quello che c'è attorno alla società, sarebbe una grandissima soddisfazione. Programmare dopo 3 anni e andare in Serie B non è di tutti i giorni, vuol dire che c'è un manager che ha saputo comportarsi, c'è una struttura che ha saputo dare esempi di grande combattenza, c'è uno staff tecnico che ha lavorato, ci sono i giocatori bravi che vanno in campo, fanno la partita, la vincono e ti portano dove ti devono portare. Okay. Parlava di compattezza, sembra che ci sia veramente la compattezza anche tra il tifo. Sì, assolutamente. Questo sì. Diciamo che è un argomento molto importante ed interessante. Stamattina me l'hanno confermato. Trovare poi la tra i tifosi pare che ci sia stata il segnale, io sono molto attento a questo aspetto, mi piace seguire, insomma, il mondo anche ultras di tutte le formazioni italiane. E il segnale lanciato proprio dal gruppo storico, insomma, quello della Tribuna A, per intenderci, che per Cosenza e per il bene del Cosenza tiferemo insieme, questo è veramente un segnale di grande distensione, ma soprattutto di grande voglia di remare tutti dalla stessa parte. Abbiamo una telefonata, mi dicono dalla regia, Enzo Leonetti, ringrazio pure Michele Cava alla Camera e Luca Chitto alla messa in onda. Pronto? Giuseppe Costanzo. Buonasera, sono Pasquale da Acri. Ah, Pasquale, buonasera. Ciao, dici tutto. Buonasera. Pasquale.
No, niente, volevo fare un in bocca al lupo alla squadra. Sì. Volevo dire che quest'anno è la volta buona, che Cosenza sono 15 anni che aspetta questo grande sogno per ritornare nel calcio che conta. Speriamo che sabato... Che ciò si avveri, va. Che ciò si avveri, che poi le aspettiamo tutti a Cosenza, perché io sono impossibilitato a venire. E saluto pure Carmen, un abbraccio a Carmen Forte. Ok, sei un fan di Carmine, grazie. Nel frattempo Gianni Di Marzio, vediamo se riusciamo ad averlo prima della chiusura della nostra trasmissione. Compattezza del pubblico, tutti insieme appassionatamente verso Pescara. Una gran bella gita, 90 minuti di tachicardia, però alla fine speriamo tutti di esultare per questa Serie B che, come diceva il nostro amico Fussaro di Acri, manca da 15 anni. Stiamo remando tutti nella direzione giusta, no? Nel senso la squadra, il mister, il tifo, tutte anche le componenti istituzionali. Cosenza ha gli occhi puntati addosso di tutta l'Italia. Sì. Io ho tanti amici dal nord che mi chiedono, hanno visto qualcosa in televisione, vogliono sapere da me. Si sono appassionati vedendo anche quel pubblico. Sì, poi leggendo i commenti sui social sta arrivando una simpatia da ogni città d'Italia. Tutti quanti dicono a questo punto noi tifiamo Cosenza. Non so se questo per i più scaramantici possa non essere un bene, però si vive un clima e un entusiasmo che ci ricorderemo per tantissimo tempo. Pasquale mi dicevano stamattina all'edicola che c'è stato un incontro tra i tifosi, sai che c'erano un pochino di malumore, pare che si siano ricombattati tutti i tifosi e pare che questo afflato fa bene, perché se il tifoso è compatto, se quelli della curva o quello della tribuna B si sono ricombattati, vuol dire che anche a loro è venuta fuori la determinazione, la grinta, è scattata quella molla per dire dobbiamo stare insieme perché dobbiamo fare questa cosa. Di fronte al risultato che si pone, insomma. Esatto. Vale la pena. Non riusciamo purtroppo a metterci in contatto con Gianni Di Marzio che non risponde, sarà impegnato. Allora, Paolo, parlavi di Gianni Di Marzio, io posso testimoniarti come a proposito di attaccamento a chi ha indossato insomma, i colori rosso-blu, questa stagione da me in studio sono passati tanti ex Cosenza, chi prima, chi dopo, ricordo Giorgio Roselli, ma poi ce n'è uno che ha lasciato davvero il segno, è stato poco ma è stato qui e ha determinato tantissimo, che è Checco Palmieri, che ho sentito qualche giorno fa, insomma, e ovviamente riporto l'in bocca al lupo anche di Checco Palmieri e Gigi Frattali, che è andato in A col Parma e chissà che magari la sua promozione possa portare bene anche ai lupi. E allora, visto che il telefono è libero, 0984 84 17 20, se qualcuno vuole intervenire, siamo nei minuti finali. Vittorio Scarpelli, forse volevi aggiungere qualcosa? Parliamo appunto di questi ultimi 2 giorni. Prima della finalissima alle 20:45, lo ripetiamo ancora una volta, all'Adriatico Cornacchia di Pescara con diretta su Rai Sport. Ricordando il discorso, io ho sentito anche Palmieri di recente, lui mi diceva voi avete una ricchezza, una risorsa che si chiama Mungo, lui lo ha svezzato, diciamo, ha detto questo è un giocatore già di un'altra categoria, vedrete che vi darà una mano, speriamo che sia facile profeta. Sì, insomma, è come se 15 anni fa si fosse spezzata questa linea magica che congiunge la tifoseria alla Cosenza calcistica, c'è da riannodare il filo, serve un ultimo sforzo. Serve un ultimo sforzo, vediamo chi abbiamo al telefono? Pronto? Buonasera, sono Piero. Buonasera Piero. Gli ospiti, complimenti per la trasmissione. Grazie Piero, grazie. Volevo un po' da un punto di vista tecnico sulla partita, perché io seguo molto, sono di Cosenza, tifosissimo di Cosenza, mia mamma era di Siena, per cui sono anche abbonato alla Robur. Alla Robur, mio figlio si è specializzato a Siena, io andavo spesso quando c'era Conte, la famosa, la Robur diciamo. La Robur, io mi ricordo Rossa di Siena quando era come il San Vito Marulva a Ferro di Cavallo, adesso hanno fatto altra curva dopo che sono andati in Serie A. Dica. Allora, io volevo dire questo, che gli assenti del Siena sono delle assenze molto pesanti, e io mi riferisco soprattutto a Iapichino e Rondanini, perché sono 2 elementi che spingono moltissimo sulle fasce. Diciamo che sono i due terzini bassi. Esatto, spingono moltissimo, crossano molti palloni. E poi l'altra assenza pesantissima è Santini, perché veramente Santini è l'anima di questa squadra. Santini che sarebbe la seconda punta. La
la seconda punta, perché la prima punta Marotta è un grosso attaccante, però devi portare la palla e gliela devi mettere sul piede, quindi difficilmente avrà tutti questi passaggi. È l'unico limite che ha il Siena, un grossissimo limite. Ricordate che aveva 5 punti di vantaggio sul Livorno, in 3-4 partite si è divorato questo vantaggio. Che poi al Livorno, tra le altre cose, c'è stato il cambio dell'allenatore, Sottil poi è andato via, poi lo hanno richiamato. L'altra cosa che non ho capito Braglia su questo centrocampo dinamico, il limite grossissimo del Siena che ha una difficoltà a segnare, per cui molte volte si scopre così, e sono dei giocatori che non rientrano, per cui una squadra come il Cosenza che fa della sua forza nella ripartenza può fare davvero male a questa squadra. Grazie. Quindi questo centrocampo dinamico non lo vede, è un centrocampo che attacca tutto organico ma rientrano pochissimo. E quindi questa, diciamo, l'avrà studiata Braglia insieme al vice Roberto Chiuzzi, figuriamoci. Con Mungo, come diceva il giornalista prima, non so che dicevo, Mungo fra le linee potrebbe... Paolo Amedeo e Vittorio Scarpelli. Con due attaccanti Tutino e Occherego, che sono velocissimi. Quando vuole venire ospite in trasmissione, visto che ha fatto questa disquisizione tecnico-tattica del Siena, non fa che farci piacere. È stata una sorpresa perché ho cambiato canale, sto andando a lavorare e ho visto la trasmissione, infatti vi volevo fare un appunto come mai in questi giorni solo di lunedì c'è la trasmissione delle Play, mi sarei aspettato la trasmissione ogni giorno. Ogni giorno, abbiamo un palinsesto anche da rispettare. Già il direttore Attilio Sabato, che ringraziamo, ci concede questa breve parentesi il giovedì. Grazie, noi ci risentiremo comunque lunedì. Grazie. E allora, grazie all'amico che ha telefonato, ha parlato del Siena, e vogliamo fare un giro, siamo in chiusura della trasmissione. È volato oggi il tempo, Carmen, Sì, non te ne sei accorta per niente? Sì. Ormai non la tradisci più l'emozione, da quando sei qui, insomma, hai rotto il ghiaccio. Un altro tipo di emozione oggi. Io sono già proiettata verso Pescara, non voglio sbilanciarmi più di tanto perché qualsiasi cosa può essere interpretata in senso strettamente scaramantico, quindi... Ti ringrazio perché Enzo Leonetti dalla regia mi tira le orecchie, poi Vittorio Scarpelli, un saluto per tutti. Saluto a tutti, ci vediamo a Pescara. Paolo Amedeo. Appuntamento a Pescara, ci sarò anch'io con Sport Italia. E Aldo Cennamo. Ci vediamo Grazie. a Pescara. Benissimo, e allora ci vedremo tutti a Pescara, l'appuntamento con Replay qui a Teleeuropa è per lunedì, subito dopo la gara che, ripeto ancora una volta, si giocherà all'Adriatico Cornacchia di Pescara con inizio alle 20:45 tra Cosenza e Siena, diretta su Rai Sport. Da parte di Franco Segreto è tutto, arrivederci, restate con i programmi della nostra rete. A presto! Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.